Siamo in compagnia di Luciano Piona, presidente del consorzio del Custozza e del Garda. Benvenuto presidente. Allora, un'edizione davvero importante questa di Provine 2016 perché si incontrano tante persone interessate, tanti buyers, i compratori. Che bilancio possiamo fare di queste giornate, presidente? Ma questa è una fiera che abbiamo visto crescere anno dopo anno, è diventata veramente una fiera molto importante, e una fiera molto internazionale sia dal lato degli espositori che dal lato dei visitatori. Fortunatamente avevamo percepito fin dall'inizio questo movimento che c'era attorno a questa manifestazione e abbiamo occupato, come potete vedere, degli spazi importanti in un padiglione molto vivo. E quindi direi Oggi parliamo di Garda. per Garda, siamo qui ovviamente anche per il Garda. Il Garda è una denominazione che nasce nel 1996, che però attualmente è oggetto di una profonda revisione, una denominazione che si aprirà al mondo delle bollicine e a due tipologie, bianco e rosso, tipiche e specifiche del lago di Garda. È una zona ad alta concentrazione turistica, si parla di 55 milioni di presenze, quindi contiamo di avere subito grande presa sul grande pubblico. Custozza, è d'obbligo, Custozza. Certo, Custozza ovviamente è la tradizione, la cultura, è questo vino che nasce nel 1962, che ha continuato ad essere un riferimento per Verona, per la cucina locale. Oggi abbiamo anche un broccoletto di Custozza che sta per avere il presidio. E quindi c'è tutta una territorialità, un'identità fortissima che noi abbiamo portato qui, come potete vedere, nello stand del consorzio, e veramente abbiamo grossi riscontri da parte dei visitatori, anche perché è un vino che sta dimostrando una grande longevità e una grande capacità di reggere nel tempo. Le caratteristiche per essere apprezzati sui mercati esteri quali sono? Beh, allora, c'è un prerequisito che è la longevità dei vini. È inutile preparare un vino che dura 6 mesi se poi lo si vuole mandare in Cina o negli Stati Uniti. Un vino deve avere almeno 2 o 3 anni di possibilità di reggere al massimo, quindi la longevità. E la seconda cosa che deve avere, chiaramente, sono mercati che si prestano a conoscere il vino all'inizio, e quindi deve avere una grande bevibilità. Custozza queste doti le ha dimostrato di poter reggere nel tempo, non è più Custozza di tanti anni fa, chiaramente oggi è un Custozza diverso, e ha quella leggera aromaticità e quella morbidezza che i mercati vogliono. Grazie a Luciano Piona, presidente del consorzio Garda e Custozza, e naturalmente buon lavoro. Grazie.